Euroregione News. Gondola d'Oro Award a Cavasso Nuovo. Danel, trattoria e cacciatori a Cavasso Nuovo, ha ricevuto il premio internazionale Gondola d'Oro 2019 per la ristorazione. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza delle autorità con il sindaco Silvano Romanin, la presidente dell'associazione produttori di cipolla rossa Michela Spigolon, del suo vice Claudio Zambon e il consigliere regionale Emanuele Zanon. I giornalisti olandesi Ad Smets e Sjaak Fairway della rivista Il Tramonto hanno consegnato a Daniele Corte e Angelina Zecchini, unitamente a tutta la squadra della trattoria e cacciatori, il prestigioso riconoscimento per la qualità dei prodotti offerti, per essere la prima realtà nella ristorazione a promuovere e utilizzare la cipolla rossa di Cavasso Nuovo e anche per il rapporto qualità-prezzo inversamente proporzionale. Siamo a Cavasso Nuovo, un comune dell'entroterra friulano, siamo ai piedi delle Prealpi, ci sarà la festa il 6 di ottobre di ogni anno, circa la prima settimana di ottobre, la prima domenica di ottobre c'è questa festa e questa grande manifestazione riguardante soprattutto la cipolla, oltre che altre iniziative. Altro presidio Slow Food abbiamo anche, non è un prodotto di Cavasso ma è un prodotto della Val Tramontina, però facciamo parte anche noi della pitina, che è un famoso salume particolare molto apprezzato e si sta diffondendo sempre di più. Poi facciamo parte anche del circuito delle mele antiche, facciamo parte assieme a altri 5 comuni dove anche lì viene apprezzata e c'è una festa dedicata una volta all'anno itinerante per tutti i 5-6 paesi che ci sono, dove si presentano questi prodotti delle mele antiche che sono molto ma molto apprezzati e si stanno diffondendo sempre di più. Ecco, un motivo per venire fino qua sicuramente è aria buona, paesaggi stupendi, gente accogliente e oltretutto la disponibilità di alcune persone eventualmente a far visitare determinati posti. Abbiamo il Museo dell'Immigrazione, che è un museo molto particolare e anche molto attrezzato su alcune cose, su alcune tematiche. Il Palazzo del Municipio è un palazzo storico del 1500 che ospita sopra all'ultimo piano il museo, ma eventualmente se qualcuno vuole anche visitarlo magari basta chiedere preva. Abbiamo adesso anche una mostra molto interessante sui cartelli pubblicitari dal 1900 al 1950, è una mostra veramente molto interessante, penso che sia la seconda che viene proposta a livello regionale. Benvenuti a Cavasso Nuovo. Vi dico già che come ben sapete la cipolla rossa di Cavasso è un'eccellenza ormai del nostro territorio del Friuli Venezia Giulia. Vi invito l'8 e il 6 ottobre, sarà di domenica, durante la festa della cipolla avremo un convegno e la proiezione in anteprima del documentario che abbiamo realizzato quest'anno, dove riprendiamo tutte le fasi di produzione del nostro prodotto e raccogliamo le testimonianze delle signore che un tempo la coltivavano, la raccoglievano e la vendevano. Un progetto per noi importantissimo e quindi vi aspettiamo. La particolarità della nostra cipolla è che è una cipolla rossa dolce, tenera, delicata. Dolce non perché abbia più zucchero rispetto alle altre, è meno piccante, pur mantenendo la sua particolarità, il suo gusto di cipolla, essendo meno piccante risulta essere più digeribile e quindi ideale per consumarla cruda con le insalate e con vari piatti. Possibile usarla anche nei vari soffritti, facciamo il fricco, la zuppa di cipolla, cioè possiamo sbizzarrire i vari prodotti. L'importante è anche la produzione della cipolla rispettando l'ambiente, cioè buono, giusto e pulito, come dice Slow Food, cioè il prodotto deve essere un'eccellenza, una storia, deve essere di alta qualità, pulito, non devono essere usati diserbanti con cimi chimici di sintesi, ma solo con cimi naturali, e dopo deve essere anche pagato al giusto prezzo, perché anche il contadino nei tempi moderni deve poter fare reddito
e mandare anche loro i suoi figli all'università a progredire, cioè seminare un qualcosa per prendere spunto dal passato e per poi affrontare meglio il futuro. Allora, noi siamo un'associazione, abbiamo creato un'associazione che il prossimo anno compie 10 anni e siamo arrivati a 15 produttori, siamo partiti con una produzione di un quantitativo dai 9-10 quintali, oggi siamo arrivati a 120. Abbiamo dei produttori che sono anche dei promotori, quindi sono presenti nelle fiere e nei mercati enogastronomici della nostra regione e anche delle regioni vicine a noi. Abbiamo avuto occasione anche di esportarla all'estero, in qualche paese europeo come la Francia, tramite a delle collaborazioni, e il punto di forza anche nostro sono i turisti che vengono nella nostra zona, perché grazie a loro, comprando la cipolla, l'hanno portata anche in America. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere un importante riscontro e di questo insomma siamo contenti. È un prodotto che per noi è un simbolo, è diventato un simbolo del nostro paese e anche un orgoglio. Il mio legame a questo territorio è molto forte e ho seguito insomma sì, per tutta la mia periodo di amministratore di questa località le questioni legate al territorio e ai prodotti di questo territorio. Oggi ci troviamo in questo locale, un locale molto conosciuto non solo nella nostra provincia, nella nostra regione, ma anche fuori regione, perché è riconosciuto tra i migliori ristoranti del Friuli Venezia Giulia. Ristorante direi più osteria, perché rientra un po' nelle vecchie osterie friulane. Vecchie sia perché l'ambiente stesso è particolare, richiama appunto queste vecchie osterie già nell'arredo e nell'accoglienza, ma vecchie anche perché ripropone quelle che sono le ricette friulane, ancorché rivisitate in chiave magari più odierna, però ricette della tradizione. L'importante è che in questo ristorante si usino cosiddetti prodotti a chilometri zero, cioè il più possibile vicini al territorio, e devo dire che ovviamente bisogna adattare il menù, i piatti al periodo stagionale, perché ogni stagione dà i suoi frutti, ma Daniel e Angelina, che sono i due conduttori di questo ristorante, sono sempre riusciti a dare l'eccellenza massima con queste espressioni di gusto, di sapore e anche di profondo ricordo di questi vecchi piatti. Io credo che sia importante mantenere queste tradizioni, perché oggi viviamo in un periodo di omologazione dei prodotti e tendenzialmente si va sempre a cercare gusti anche esteri. Questo va bene da un certo punto di vista, perché vogliamo essere aperti nelle nostre visioni, quindi assaggiare le cucine anche internazionali, ma il rischio è anche quello dell'omologazione, cioè di andare a mangiare piatti troppo uguali, li mangiamo gli stessi a Roma, a Venezia, come a New York o a Parigi. Allora quello che è importante invece è mantenere la diversità culinaria, che poi deriva anche dalla diversità dei prodotti che abbiamo nei nostri territori. Abbiamo delle eccellenze veramente di alto livello. Tra l'altro questo è un territorio, parlo del Friuli Venezia Giulia in generale, ma forse di questa zona pedemontana e montana in particolare, poco conosciuto negli itinerari turistici, negli itinerari così più aperti al grande pubblico, e questo a mio avviso diventa quasi un punto di forza e di eccellenza, perché avendo tanti prodotti particolari, tante peculiarità, tante eccellenze, ma inespresse, non conosciute, inedite, no? E questo per chi è un ricercatore, ricercatore di cose nuove, di gusti nuovi, di sapori nuovi, anche di tradizioni, così, della ricerca e della cultura particolare,
il nostro territorio, le nostre terre si prestano in particolare. Infatti abbiamo notato un forte aumento di quelle che sono le presenze anche turistiche, un turismo però non di massa, ma un turismo che si può così ricondurre a quello che viene definito il turismo slow, il turismo esperienziale, il turismo di ricerca di queste produzioni locali particolari. E da Nail ai cacciatori, che è il ristorante dove oggi noi ci troviamo, è una di queste grandi eccellenze, quindi il premio che oggi le viene conferito, che è un premio di riconoscimento internazionale, perché oggi c'è una TV olandese, ci sono dei giornalisti che vengono non dall'Italia ma da fuori e che faranno conoscere questi luoghi fuori dai confini locali, è un corretto, giusto riconoscimento a questo lavoro. Quindi lunga vita da Nail, grazie per tutto quello che sta facendo per questo territorio, lui come tanti altri che io sono convinto verranno in questi anni valorizzati, riscoperti e faranno un grande lavoro perché il turismo, le persone vengano a conoscere questi luoghi che sono fantastici. Ricordo che Ippolito Nievo, che era un grande scrittore del Settecento del Friuli, diceva che il Friuli era una terra che rappresenta l'universo, perché in qualche maniera c'è di tutto qui da noi, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono le colline, c'è la pianura, ci sono i grandi fiumi, ci sono i torrenti, ci sono i laghi, insomma è un compendio di quello che è l'universo, quindi luoghi bellissimi da visitare, da scoprire, con prodotti veramente di eccellenza, inediti, che invito tutti a venire ad assaggiare. Ma la Regione ha tante idee su questo e ci crede molto. Ma uno dei primi punti che sono stati avanzati anche nel programma proprio amministrativo di questa nuova regione è quello di abbinare l'agroalimentare, cioè le eccellenze, al turismo, perché una cosa richiama l'altra, sono intimamente legate. Il turismo certamente ci sono tante forme di turismo, ma una delle forme di turismo è quello anche della ricerca dei prodotti locali e del cibo e dei piatti tradizionali. Certamente qualsiasi turista che venga qui per motivi sportivi, per motivi culturali, per motivi anche così di semplice riposo, però alla fine deve anche pranzare, cenare, quindi va alla ricerca anche di luoghi dove poter mangiare, ma mangiare cose particolari, cose che richiamano sapori particolari, diversi da quello che si diceva prima, cioè l'omologazione dei prodotti. Io se vado in un luogo personalmente preferisco assaggiare i gusti, i sapori di quel luogo, ma non quei gusti che invece si possono assaporare in qualsiasi altro posto del nostro pianeta. Oggi dobbiamo valorizzare queste differenze, solo conoscendo le differenze possiamo anche apprezzare le differenze delle altre cucine, degli altri popoli, delle altre culture. Ecco perché io ritengo che sia importante difendere. La Regione su questo sta lavorando e verranno fatte grandi eventi proprio per valorizzare questi nostri prodotti, che in questo momento forse sono troppo poco conosciuti, e se questo può sembrare però un handicap, un difetto, una arretratezza da questo punto di vista, io credo che invece sia in questo momento anche un punto di forza, perché come ho già detto prima c'è un turismo che va alla ricerca proprio di quello che sono le proposte inedite, no? Ci sono, senza togliere nulla ad altre regioni italiane che stanno facendo un apprezzabile lavoro di promozione e che sono ben conosciute, però alle volte sono anche prodotti scontati, no? Oggi invece siamo anche alla ricerca di prodotti meno conosciuti, meno scontati. Questa è la ricerca di queste particolarità. Bisogna anche difenderle e bisogna anche creare una consapevolezza da parte di chi ci abita, da chi conosce le proprie tradizioni, di saperle mantenere e valorizzare. Questo è un appello che vorrei fare soprattutto ai giovani. Abbiamo recentemente
promosso proprio anche un convegno su questo e abbiamo voluto investire le scuole professionali alberghiere, perché il futuro per trasmettere le nostre tradizioni anche dal punto di vista della cucina è attraverso i futuri chef, i giovani che oggi se non hanno più una conoscenza diretta perché le famiglie o i luoghi dove si vive non trasmettono questi fondamenti, li bisogna però acquisire nelle scuole professionali e saperli tramandare anche attraverso la ristorazione. Questo è un lavoro che deve essere fatto con le giovani generazioni, con i giovani, con i futuri cuochi, con tutti coloro che lavorano in questo ambito della cucina e dell'agroalimentare. Da Cavasso Nuovo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.